La ripartenza dell'economia attraverso una fotografia specifica sul mondo delle esportazioni. È un progetto voluto dalla regione del Veneto che si chiama Sidex e che coinvolge anzitutto le camere di commercio regionali, un modo anche per farle dialogare tra loro e per dare tutti quegli strumenti alle aziende per poter essere sempre più competitivi. La parte luminosa dell'export, perché? Perché è stato attraverso l'export che la nostra regione in tutti questi anni è riuscita a mantenere un primato e soprattutto è riuscita a bypassare le diverse crisi che abbiamo avuto proprio per la grande capacità di innovare e di portare i propri prodotti all'estero, e come spesso mi viene da dire è anche per la grande biodiversità merceologica che abbiamo. Nel Veneto viene prodotto un po' di tutto. Chiaramente per poter arrivare a mercati così diversificati, così anche in qualche caso complicati, occorre un certo tipo di formazione, una preparazione adeguata, ed è per questo che nel corso di questi appuntamenti sono sempre presenti dei relatori assai preparati. La possibilità di vedere come si muovono anche le imprese di altri paesi, Germania, paesi del nord Europa, eccetera. E la grande differenza è che loro pianificano di più rispetto a noi, questa è un dato di fatto. Devo essere sincero però, talvolta pianificare troppo irrigidisce e quindi i loro esportatori, aziende tipicamente più strutturate, di dimensioni più grandi, sono un filino più ingessate, diciamo, nella gestione del commercio internazionale. Noi pianifichiamo troppo poco. Ma quali sono questi mercati? La Germania ovviamente, uno dei mercati più consolidati per quanto riguarda le esportazioni, ma un focus specifico riguarda, in questo caso, la Camera di Commercio di Verona con il sud-est asiatico e in particolare Singapore. Ricordo essere la porta di entrata per la Cina, per cui Singapore assolutamente sì, interessante per i nostri prodotti, ma soprattutto porta d'entrata per portare i nostri prodotti in Cina. Quanto ai numeri, sono 246 le imprese veronesi che hanno rapporti commerciali con Singapore, che rappresenta il 57° mercato scaligero di destinazione per export e il 53° per le importazioni. L'interscambio commerciale complessivo è di 24,4 milioni di euro.